Giuseppe Boscolo-Paolo è per il quarto mandato presidente del Consorzio di tutela del radicchio IGP di Chioggia, vicepresidente Roberto Pavanna, produttore e amministratore delegato della PEF di Sottomarina, azienda che opera anche in Sicilia. Confermati nel CDA Vittorio Agostini, Roberto Boscolo Bacchetto, Michele Boscolonale e Claudio Ferro. Due nuovi ingressi Alessandro Baldini e Martina Garbin, che sta completando i suoi studi in economia aziendale e management, affiancando il padre nella gestione dell'azienda a Valgrande. Un CDA che deve operare in un periodo difficile, soprattutto per il sistema radicchio, afferma Palo, in particolar modo per la nostra area IGP. L'ortofrutta veneta deve, in sinergia con Regione, Università di Padova e Veneto Agricoltura, ridefinire il sistema IGP Veneto con i tre consorzi di tutela, Treviso, Verona e Chioggia. Ora si deve cominciare dall'affrontare temi quali il costo di produzione, per i quali servono dati ben precisi.